cultura a Venezia trova difficoltà, parlo solo su due aspetti, la difficoltà che hanno gli amministratori locali veneziani a impegnarsi di più e meglio in campo culturale, anche se capisco che le necessità di Venezia in altri settori sono quelle che sono. E poi anche c'è l'alibi del fatto che qui insistono, lavorano grandi istituzioni, piccole grandi istituzioni culturali che danno poi l'immagine che di fatto c'è, cioè di una effervescenza di iniziative, eccetera, eccetera. L'effervescenza però non deve diventare confusione. L'effervescenza non può diventare confusione, sovrapposizione di iniziative come spesso accade, e qui c'è una mancanza. Poi sul fatto dei privati, basta girare il Veneto, da Vittorio Veneto a Castelfranco, a Bassano, ovunque, a Vicenza, a Padova, e si vede immediatamente una presenza del privato o di istituzioni private che si impegnano molto in campo culturale. Questo non avviene da noi, non avviene purtroppo a Venezia. Lo vedi con il Carnevale, lo vedi nelle occasioni delle regate, della festa del Redentore. Il privato a Venezia si tiene molto lontano da un impegno concreto in campo culturale. È dovuto a gente che incassa e non restituisce nulla. Questa è una mentalità che andrebbe sconfitta, anche se, ripeto, in questa città, per iniziativa di veneziani, ma parlo del passato e non solo di veneziani, sono nate delle grandi e sono cresciute e sono arrivate delle grandi istituzioni culturali. Ecco, questo forse è l'alibi dietro cui molti che potrebbero non fanno, perché tanto c'è la Biennale. Una parentesi, la Biennale Cinema quest'anno, dal punto di vista sia dei programmi che dell'immagine di ciò che si vede quando si arriva al Palazzo del Cinema, è la migliore degli ultimi 10-15 anni. Io non ricordo negli ultimi anni, ma ormai da tempo, come dire, un contesto scenografico così interessante, così soddisfacente come quello di quest'anno. I programmi del Festival del Cinema sono sempre all'altezza di una tradizione e di una storia straordinaria, e quindi va bene così. E questo è il punto. Tanto che sia Biennale, tanto c'è la Fenice, tanto c'è spesso ormai da anni la Regione che sta a fianco della Cini, della Querini Stampaglia, del Guggenheim, eccetera, eccetera. Non va bene così, non va bene, ci vuole coordinamento, ci vuole appunto collaborazione, una maggiore collaborazione fra le istituzioni in questa città, per far sì che non nasca la confusione di cui sopra. Purtroppo quello che i giornali sono fatti così, spesso male, sia nelle prime pagine che anche in quelle della cultura e dello spettacolo. Si dà appunto uno spazio eccessivo al gossip, alla sottocultura, all'effimero, senza dare... Guardate il caso di ieri, abbiamo presentato Rai Educational e la Regione del Veneto uno straordinario, straziante documentario filmato dal grande impegno civile che ricordava appunto gli anni spietati, questo è il titolo, quelli dalla fine degli anni 60 fino ai primi anni 80, cui il Veneto fu sconvolto e insanguinato dalla ferocia terrorista, brigatista, eccetera. Sì, bisognava altro che le D'Addario, le Noemi, le sciocchezze di questo genere. Dov'è, come dire, non c'è stato lo spazio, non è stato dato lo spazio adeguato a una cosa che non riguarda la Regione o la Rai, riguarda
una storia drammatica, recente del nostro paese e del Veneto in particolare. Questo è quello che bisogna, come dire, ridare forza e dignità alle pagine culturali, togliendo via da quelle pagine tutto ciò che ha a che fare con il momentaneo, con quanto di più caduco e anche di meno interessante c'è.